Buonasera a tutti, grazie anche per questa accoglienza così spontanea che mi avete riservato e sono molto felice insomma di essere qui stasera. Lo sono davvero particolarmente perché quella di oggi è un'occasione molto ghiotta per gli appassionati e per chi come noi va in giro nell'isola con Harmonias in viaggio a raccogliere testimonianze musicali, aprire quegli scrigni dei patrimoni culturali, linguistici, musicali della nostra terra. E quella di stasera qui organizzata a Silico nel centro di aggregazione culturale, un appuntamento importantissimo che parte proprio dalle radici della nostra espressione linguistica, tant'è vero che l'incontro si chiama Raiguinas de Identidad ed è proprio una giornata intera, una immersione profonda, devo dire, dedicata interamente alle lingue, le varianti e le lingue che parlano i sardi in qualsiasi luogo e punto della nostra regione. Quindi un appuntamento particolarmente importante, lavori, dibattiti, tavole rotonde, insomma una giornata veramente intensa. Ma quella che noi stiamo vivendo insieme è la parte serale, quella dedicata alla musica, perché naturalmente l'espressione linguistica, la narrazione si esprime anche e soprattutto per le nostre occasioni attraverso l'arte della musica e delle canzoni. E stasera, lo dico soprattutto per i nostri telespettatori, sarà una puntata particolarmente interessante che chiude questo ciclo. Abbiamo proprio prolungato fino ad arrivare a Silico perché tenevamo molto a questo appuntamento, perché in realtà racchiude tutta la nostra filosofia, cioè raccontare le ricchezze e le varianti della nostra terra, le differenze che fanno ancora più ricco il nostro patrimonio culturale e linguistico. E quindi stasera le raccoglieremo tutti e le racconteremo tutte, partendo dal Logudoro, ma poi andremo nel Campidano, avremo l'occasione di sbarcare nell'isola di San Pietro con il Tabarchino, il Carlofortino, nell'area più estrema settentrionale della Gallura, del Sassarese, dell'Algherese catalano, insomma, e poi entreremo anche in profondità nei dettagli della variante barbaricina con il canto a tenore. Insomma, sarà veramente una immersione e un viaggio piacevolissimo. Quindi grazie all'amministrazione comunale di Silico, grazie infinite al sindaco Giovanni Porcheddu e tutta l'amministrazione, grazie infinite alla Fondazione Maria Carta che porta avanti un progetto e stasera, insomma, in qualche modo, visto che siamo a fine anno, concretizza e conclude insomma l'annualità con quest'altro appuntamento così importante che però segna tutto un impegno culturale che si svolge durante l'anno. Quindi grazie a tutti i componenti, la Fondazione Maria Carta, io cito per tutti il presidente Leonardo Marras. Voglio anche ringraziare un'altra associazione, perché poi queste cose si condividono e si vivono insieme alle altre associazioni, un'altra associazione che ha dato un contributo nell'allestimento di queste giornate così complesse, di questa giornata che si è svolta qui a Silico, ed è l'associazione Intrecci Culturale, quindi anche Paolo Bellotti che è il presidente, voglio ringraziare anche lui. Io mi sono oggi dilungato in particolare in questa apertura, ma era doveroso perché sono tanti insomma gli elementi di grande interesse che porteremo stasera, per cui entriamo insomma subito nella parte musicale, non linguistica, perché poi abbiamo, anzi la fondazione che ha curato la direzione artistica ha fatto proprio una scelta molto precisa, perché noi avremo tutte le varianti di tutti i luoghi dell'isola, ma poi l'isola viene, come dire, unita interamente dalle sonorità. Il ballo si balla dalla parte più meridionale fino alla punta più estrema del nord Sardegna. Queste sonorità appartengono a tutto il popolo e noi inizieremo con le sonorità di tutto il popolo della nostra terra con un duo che insomma che ci ha abituato non solo a come dire, rivivere le passioni dei suoni tradizionali, ma anche le loro riletture artistiche, le rivisitazioni, la fantasia e creatività insieme delle sonorità del folklore. Sono il duo Fantafolk, quindi Andrea Pisu e Vanni Masala, che io vorrei avere qua. Quindi, caro Vanni, grazie per il tuo impegno e grazie ad Andrea Pisu che ci porterà insomma
con gli strumenti a fiato, non solo l'Aunedas, ma credo anche flauti particolari, insomma ci farai vivere tutte le atmosfere che caratterizzano il loro progetto musicale, che parte dalla tradizione che entrambi benissimo conoscono, ma poi la loro creatività, la fantasia artistica e la conoscenza della musica del Mediterraneo, ma anche di alcune parti del nord Europa, le hanno messe tutte insieme e hanno creato queste armonie, melodie davvero piacevoli, coinvolgenti. Ci porteranno nel frillu, che è una delle caratteristiche dei loro brani, anche incisione discografiche, un po' la libertà, un po' su Dillu, si rifanno un po' a entrambe le cose, e poi fantafolk per portarci insomma nella loro creatività. Andrea Pisu, Vanni Masala, ma questo bel progetto che ci porta a Siligo e che si chiama Raiginas de Identidade.
Grazie. Beh, grazie a voi, insomma, che avete ancora una volta portato l'energia dei suoni della nostra isola come ispirazione, ma poi ovviamente del vostro sodalizio che ormai è ben radicato, forte e piacevole, anzi piacevolissimo. Grazie, grazie infinite. Vanni Masala, Andrea Pisu, grazie. Adesso dal suono mettiamo insieme, oltre al suono, anche il canto. Il canto e quindi l'espressione linguistica. Partiremo proprio qui dall'area del Logudoro, Meilogo, da questa zona dell'area settentrionale dell'isola, questa macro area, questa subregione storica che ha una sua espressione linguistica. Allora, per portare i canti in logudorese, l'organizzazione, la fondazione, il comune, l'associazione Intrecci Culturali, insomma, hanno coinvolto tanti artisti. È la prima che noi coinvolgiamo con particolare piacere, anche perché cade in un periodo perfetto, nel senso che ha festeggiato e sta festeggiando ancora fino agli ultimi scampoli di quest'anno i 30 anni di concerti, di carriera. A dire il vero, lei ha iniziato molto prima, perché proprio quasi proprio da bambina, a 6 anni, ha cominciato a entrare nel mondo della musica, del canto, anche perché il papà Pietrino era, allora c'erano i gruppi degli anni 60, i Greff, e lui partecipava, era la voce solista di questo gruppo, e quindi insomma lei ha respirato la musica praticamente da sempre, però insomma a 17 anni è entrata nel mondo del canto da solista, alla fine degli anni 90 ha cominciato anche la sua pubblicazione discografica con Ammentos, collaborazioni importanti con Piero Marras, Paolo Pillonca, insomma una carriera intensa che arriva a 30 anni, e noi insomma in questi 30 anni abbiamo seguito tutte le sue evoluzioni, le sue produzioni. Siamo felici di avere Maria Giovanna Cherchi. Tra l'altro eccellenza di Sardegna, oltretutto, uno dei tanti riconoscimenti che ti hanno dato. Buonasera Ottavio, buonasera a tutti, grazie davvero per questo affetto di sempre. Sì, è stato un anno di festeggiamenti, di tanti incontri belli, insieme anche alla Fondazione Maria Carta, e sono felice di essere qua questa sera, perché davvero cantare in logudorese è quello che faccio da sempre, anche se mi piace in verità cimentarmi anche con le altre varianti. Non sono brava però, e quindi però ci provo, come si dice in sardo, un zuno su suo, quindi dobbiamo rispettare, però a parte gli scherzi è davvero un grande piacere tornare a Siligo e farlo con la nostra musica, che in questo anno davvero così importante per me. Sì, un anno importantissimo, anzi veramente complimenti anche per, come dire, per la tua attività, la tua carriera, ma anche per l'affetto che ti circonda, perché festeggiare i 30 anni in questo modo, facendo tanti concerti, ti sei spesa molto, devo dire, con generosità. Sì, è vero, ho voluto poi tra l'altro che questo tour estivo e questo disco che lo ha accompagnato si intitolasse Brincu, ispirato al ballo tradizionale della baronia, ma Brincu perché infatti vuol dire salto, e questa carriera è stata un po' così, un brinco come si dice in sardo, veloce, non mi sono neppure accorta di tutti questi anni vissuti davvero circondata da tanto affetto. Senti, io ho detto che dal 99 c'è stato il tuo primo disco a Mentos, poi una infinità di produzioni discografiche. Come hai fatto a scegliere questi due, Petras Fittas e Ambassadores de Sardegna? La scelta, dai, dimmelo. Petras Fittas perché mi piace il messaggio che porta, è una delle ultime, diciamo, in ordine di tempo, un po' come l'altro brano. È stato scritto per me da un sardo illustre. Beh, una firma straordinaria, esatto, Bachisio Bandinu, che ha raccontato i sardi come appunto Pedras Fittas, cioè come i nostri menhir conficcati nel terreno che non si piegano mai, neanche di fronte alle tempeste. E mi piace cantare questo brano in questa occasione perché ha davvero un bel messaggio di chi lotta sempre, in questo caso anche per continuare a fare in modo che la nostra lingua sia presente un po' in tutti i campi del sapere.
e poi Ambasciadores de Sardegna, perché è un omaggio che la Fondazione Maria Carta ha voluto fare ai sardi nel mondo. Il brano è stato scritto da Angelo Curreri, presidente del Circolo Sardo di Trieste, impegnato nella Fasi, e poi Gino Marielli, insomma, ha scritto gli arrangiamenti insieme a Gabriele Oggiano, ed è stato un modo, nel nome di Maria Carta, di portare appunto questo bell'abbraccio a tutte le comunità dei sardi che vivono nel mondo. E allora Maria Giovanna Cherecchi. Que en tu goncas, que en tu berritas, gustáis y espera, debe dar fitas, berritas que en tu, en goncas postas, tenzan talentu, no sien costas, o poesia, su goro a peri, a gente mia, un furisteri, chi vota crescer, sa sardidade, de nou a pesqueras, identidade, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, arte bregamos, lo inventare, saberra no ha de abitare, arte querimos, propreziare, sorbene nostros, a mezzorare, su chi pregamos, se pote dare, a te cosa, devi stentare. No estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos. Que en tu goncas, que en tu perritas, cantan a zoncas, intanca fritas, a una gonca, no te ostorrare, prosa sardigna, da valorare, ven tu con sole, non son furente, sa sterra nostra, sa plenamente, chi volta crescer, sa sardidade, de nou a pesqueras, identidade, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, sin domo nostra, merennosemos, dando sciaos, y te esperemos, si identidade, non mi la dana, a mia locca, sin da pocana, sa terra sarda de cambiare, ma las entrañas de spazzare, sente opprimido, no asistentu, si schidu, oh, elettu, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos, no estemos su y cantamos, no estemos su y paguimos. Grazie. A mano stenda e strintas un pare, frades che in frater te fimo e stare, tu e l'isola e sorbattor moros, in sas intrañas de sos coros, se sterra de massarios e pastores, muragues frunzentos e tutores, debimos construir esa memoria, a esa riqueza de esa historia. Da su igual despintada, da su sol
Cara Maria Giovanna, Ottavio, grazie infinite. grazie di cuore a te. Grazie Ti faccio a voi. salutare ancora dal tuo pubblico. Grazie, Applausi grazie. per Maria Giovanna Cherchi, grazie davvero, grazie. Oh, bene, bene. Cari amici anche di Telesardegna, a questo punto, oltre la sala qui del Centro di Aggregazione Culturale di Silico, per questo importante appuntamento, mi piace insomma ritrovarvi con i nostri telespettatori per questo ultimo appuntamento di Harmonias in viaggio. Ve l'ho anticipato in realtà in apertura, che avremo attraversato in lungo e in largo nelle varie aree, nelle subregioni storiche dell'isola, nei luoghi dove appunto si parlano delle lingue diverse. Il nostro popolo sardo parla e si esprime con altre lingue diverse o varianti linguistiche dello stesso sardo. Adesso andiamo nella punta meridionale, andiamo nel Campidano di Cagliari, e per questa area così importante dell'isola la Fondazione ha riflettuto molto su chi invitare a rappresentare in questo momento storico questo tipo di canto, perché in realtà quando si pensa al Campidano si immagina subito questa canzone a curva documentata già dal 1500 o altre pratiche di questo tipo, dei canti di lavoro campidanesi. Invece una scelta interessante è stata proprio quella di andare a coinvolgere un artista che è particolarmente affermato e anzi poi ve lo racconterò, proprio un'evoluzione sul mondo dell'hip hop, rap, quindi di quella improvvisazione poetica che arriva dalle aree urbane, delle grandi città d'oltreoceano, si radica nella nostra penisola e in Sardegna trova terreno fertile, anche perché questo tipo di improvvisazione poetica è radicato nei sardi. Parlo della ottava logudorese, dell'emutto saffrores del centro Sardegna, della repentina, della sugantu de sei campidanesu, una pratica ormai che ha radici secolari nella nostra terra. Quindi bene si intreccia anche questo tipo di improvvisazione più moderna, urbana, con un ritmo, con una metrica particolarmente coinvolgente, sempre giovane, aperto, come dire, a tutti i livelli delle condizioni classi ed età, insomma, quindi particolarmente interessante. Uno di questi esponenti è Randagio Sardo, io lo vorrei avere subito qui con me, Carlo Conti. Carlo, vieni. Chiedo ai tecnici di preparare anche lo spazio
Carissimo maestro, e allora, sì, no, bello perché insomma tu hai iniziato insomma alla fine degli anni 2000 con, raccontando anche un po' con ironia, ma sempre temi molto importanti, devo dirvi, cioè temi di impegno sociale, culturale, linguistico, fortemente legato. Vita vissuta, diciamo. Vita vissuta e vissuta insomma anche attivamente. E c'è una cosa, tu hai poi inciso mi pare 3 album nella tua carriera, insomma tante cose. Uno importante racconta anche del tuo territorio, perché di San Luri, Sabattalla, no, forse voleva quello più alto. No, è uguale, è uguale. Ok. Sabattalla mi pare, tu sei doreso, quindi Era diciamo da raccontare per esigenza. Una storia veramente forte, poi è successo nel nostro territorio, quindi serviva qualcosa che arrivasse anche ai giovani, sì. Oltre alla didattica, a rendere veramente eroi i sardi che hanno combattuto per la Sardegna. Anche se è stata una battaglia drammatica, quella del Tragica, 1409, tragica. lo sappiamo, la storia Tutte le battaglie poi hanno sempre un finale anche quelle tragico. di oggi, ahimè. Senti Carlo, mi piace molto invece, io seguo, devo dire sono un suo ammiratore, nel senso Grazie. che ascolto molto le sue cose, mi piacciono moltissimo. C'è questa tua evoluzione, cioè nel senso che Sì. tu hai avuto sempre un po' un'anima blues, a dire il vero, quindi questo un po' ti ha caratterizzato, no? Però adesso stai guardando verso il cantautorato, verso il folk, cioè quella chitarra un po' più folk. È questo proprio il prossimo progetto musicale? Non so cosa farò da grande, la verità. Quindi sto provando, adesso sto portando un po' di rap e metrica nel folk, nel country. Mi sto cimentando a suonare, per vostra sfortuna stasera mi sentirete, però stiamo iniziando, siate buoni, non c'è problema. Allora non so se è così, ma forse Perdonami Terra e poi ancora Sa Chitarra, che è del 2000 Sì. mi pare Sa Chitarra. No, Sa Chitarra è uno dei più recenti, Perdonami Terra 2011. Benissimo. E poi Sa Chitarra che è durante il Covid è nato. Bene, e allora entriamo nel mondo musicale di Randagio, Grazie. Sardu e il Campidanese. Canna fine è stata parlata che insieme sai un moie terra te che non mi ha brusa da torrai appena te serra e se ne babbuca tu te piavai te sa di su cante scapoi se non mi poti proscitai ancora intendo a intrugusta voce zerriai deve per sangue in conca che non accaba di aziai sa luoghi dotta più sicuro non da contai su cante uomini guapo non si vai a ciappai e te che vai te sommi a bestia quando uomini nasci di tua famiglia onesta dopo che uno vivi di sta vita scetti potrà ballai e vedo un commento e su casito e furai a minaccia che mi pociri babbo e popi da seria da cano molto nuovo di da cristiana e i commenti fai sa non devo una ragione sa procura di cantavo d'un prassai Pedrona mi terra, fischio dire balla e noi penso usato su fosili si canta e terra, sa profura voi contai tua croce di lassa quattro se noi terra, sa giustizia ti fa scioperai te mi morrai, ciò te mi morri impreso e terra, fischio dire balla e noi penso usato uomini si da badai Si è restare ben di erro su tema vola Passa tua testa di me su c'è quattro cerchiola Ma ricorda da cassu fosili ma di scioperau E a ruta quattro guardi ancora non mantica sau Su tema cosa che mazzeria babbo me insegna Spara pizza canto demo prima Con su pentu contra sa su fraga arriva prima Te chido di motte messa motta posto a firma Canto a sa smette sparai Nada russo frori de sa mentua su vedui su non mi guarda parrai debi scantatori santa contaica copia sta piccio che tu ma si fatto su che giusto canto in domo 40 e su così si che si da cantata sta terra ma de uomini non si strantagiata
Pedrona mi terra, fischia udire balla e noi e s'usato su fossili si canta e terra, sa procura voi con cai ua cruciccio di lassa quattro si noi terra, sa giustizia di scioperai temi morra iccio, temi morra impreso e terra, fischia udire balla e noi e s'usato mi si da badai. Grazie. Ma Dio mi intendo sempre prusa soso wow de one pruso in cappaduso manco ma regodo pruso ed ogni volta che te intendo sono spara ogni volta chi vi posa mo vi pese spara chi c'ha di uomo puro c'ha srivosi noi spara canno a pappi mai commento a bestia cambiata nu a pappi famiglia ma una cosa sti sicura in domo mi hanno mucca pruso manco a preghiera in sa intendo voci te guardi a serria Prusu de 50 punta cante arribai Custota denti scasi vo non mi lasciai fui E se ho tremendi cazzamento in flori vo me E possa rubio chi te guapo che tau Pedrona mi terra che Dio non ti scioperau E su posili vo tu sanno sa di cantau E mo sta cante me de su floresti tu dau Pedrona mi terra, fischia udire balla e noi E su santo su fosili si canta e terra Sa procura poi contai Tua crucifissione di lassa quattro si noi terra Sa giustizia ti fa scioperai Temi morra iccio, temi morra impreso e terra Fischia udire balla e noi E su santo mi si da badai. Grazie. Apprendendo a chitarra suonai, ma di conta commenti via sta vita. E sti stetti sempre con me, e sti mamma, e sti sposa, e sta amica. Ma di sempre portavo a pensare, ma di preussa anima buida. E non testa suona con me. Balla chitarra poi tende a sempre suonare Canto corpo mensa vita piada cante mi invece non cai Ma ti consiglia su geo te tu fai te tu cantai Possa amore te non pratica me non hai fatto rai Ma ti consiglia te fai state in sola Te tu fatti vostri storie te contai sa battaglia Tu sei su ben tu libero e Pedrona mi terra Ma poi intendo a chitarra suonai Ma ti conta commenti via sta vita E sti stetti sempre con me E sti mamma, e sti sposa, e sta amica Ma di sempre portavo a pensare Ma di preussa anima guida E non testa zona con me Grazie. Grazie. Allora, grazie infinite a Randagio Usardu e con lui chiudiamo il capitolo campidanese e quindi andiamo avanti insomma con altre parti insomma delle altre varianti e ricchezze insomma della nostra isola, anzi ci spostiamo un po' dagli estremi, dalla parte meridionale alla parte settentrionale. Bella anche questa occasione insomma di incontrarli velocemente e passare da una parte all'altra dell'isola con un personaggio che ci porta insomma il sassarese, la canzone d'autore in sassarese ed è anche particolarmente interessante perché come dire, si rifà a un legame profondo dell'artista nei confronti insomma della sua appartenenza linguistica, territoriale, perché Beppe Dettori insomma che ha avuto insomma
impegno importante dal punto di vista artistico fuori dalla nostra regione, collaborazioni importanti con molti artisti nazionali, però insomma è emerso ancora di più questo suo rapporto con la musica sarda, col sardo, col sassarese. E allora ecco la nascita di tanti progetti musicali, e molti dedicati proprio non soltanto alle varianti della nostra isola, nel suo percorso, nei suoi progetti musicali, nelle sue incisioni, con le sue collaborazioni, ma poi un'attenzione particolare verso il sassarese, il turritano, tutta quell'area, visto che lui è nato proprio a Stintino. E nelle tante attività di Beppe Dettori c'è anche quella di organizzatore di festival importanti della world music, penso a Bogues e Cordas, penso a Animas, insomma tanta attività suonata e organizzata per offrire direttamente la musica, ma per portare anche musica internazionale nella nostra regione. Allora ecco che vorrei avere qua Beppe Dettori non solo però, perché, vieni Beppe, stavolta nel suo progetto che sta andando in giro nell'isola a proporre le canzoni sassaresi, che diventeranno anche un nuovo lavoro, anche discografico, vero Beppe? Ponimenti sarà, così? Si chiama Ponimenti a me, l'album che è uscito quest'estate, da giugno. Abbiamo fatto degli showcase, giugno, luglio, agosto e qualcuno anche in settembre, sono andate molto bene. E abbiamo, dopo appunto Bogues e Cordas, come tu ci hai preannunciato prima, abbiamo avuto questa fortuna di portarlo anche nel periodo invernale, quindi natalizio, fuori dai confini del territorio turritano. Mi pare una bella occasione, insomma, per portare il suo progetto e i suoi canti, e non da solo, come ho detto e come vedete, perché insomma c'è un contributo dal punto di vista vocale, addirittura sono 3 le voci, quella di Eleonora Dettori, potete fare anche l'applauso per Eleonora, così come per Irene Sini e anche per Manuel Pagliaro. Loro insomma saranno le coristi insomma del sì, tuo... diciamo che è una versione combo della band, che saremo tipo in 10 in genere, però diciamo che l'essenza, ecco, dei brani che sono stati scritti da me, le musiche, e la maggior parte dei testi di questo album sono di Mario Lucio Marras, che tra l'altro è uno dei fautori dello standard linguistico del turritano sassarese. E vorrei ringraziare la Fondazione di Sardegna, l'Istituto Bellieni e Grimaldi Sardegna, che hanno contribuito che questo progetto vedesse la luce. Bene, allora noi ringraziamo invece Beppe Dettori, perché ci porterà, insomma, tra le sue pubblicazioni e produzioni che porterà in giro, in Chi su Pattiareddu, è il primo che ascolteremo, e poi Santo Patrono di Sassari, Santo Nicola. Va bene, Beppe Dettori. L'apposento antico incarraggiato e me paro tutti turra creatura in cassonetti corti a brettelli con due saporarete pochi in vita correndo il libero i trentogli e nel tagliare tutto fuoco era la benzina tempo perese quando baltava pani e fumata o cacca e mandarino grogo
tanto rubato dico di alusori, sopra la roba tesa da città, e mamma che chiamava Darayana, a codini che ora di mangiare. In questo battiaretto di Collezio mi pare che l'inverno sia parato e non si nanda più, sempre più freddo. In questo battiaretto di Collezio avanti sono le macchine guardiane di quattro preti e di tanto carraggio, è bella figurosa e li cuzzori, padrona di cantoni sciarati, e l'aria che il respiro è tutta un'altra, non mi appartiene più, non la conosco. Apre le bozze che intendo in carriera e li barauri non hanno disverso, tanto rubato cibo di alusori, sopra la roba tesa da città, e mamma che chiamava Darayana, a codini che ora di mangiare. In questo battiaretto di Collezio mi pare che l'inverno sia parato e non si nanda più, sempre più freddo. In questo battiaretto di Collezio tornato e via lo con in guerra, ammento le di tempo andato e l'apposento antico incaraggiato. Hai visto battere di colleghi, mi pare che l'inverno sia parato e non si nanda più, sempre più freddo. Battiaretto di Collezio, in questo battiaretto di Collezio, in questo battiaretto di Collezio. Grazie molte. Lugullezio è per antonomasia la zona colta di Sassari, appunto Piazza Università, e poi a scendere verso l'Arcivescovado, quindi dentro proprio il cuore della città. Duomo, i frati mercedari, tanta storia. Questa, la seconda canzone che vi ha accennato Ottavio, si chiama Sant'Unigora, il patrono di Sassari. È per antonomasia il santo che accoglie a braccia aperte tutti, senza fare distinzioni di sorta. In questo caso, questo melting pot di incontri linguistici, come tuttora c'è a Sassari, non ci sono solo i sassaresi, ma tantissimi stranieri e tantissimi abitanti sardi di tutta l'isola che però abitano a Sassari. Quindi il Sant'Unigora apre le braccia e accoglie tutti. Il senso di questo brano, della poesia di Mario Marras, è proprio questo. Quindi io ho pensato, per trovare la musica su questa poesia, come fare per, diciamo, dare il senso dell'incontro linguistico, esattamente proprio nella parte bassa del Corso Vittorio Emanuele a Sassari. Ho pensato a un esperimento di John Cage, dove si interpretavano dei simboli,
degli ortaggi oppure dei chiodi, immaginate una ferramenta, no? Che rumori possono scaturire. Quindi ognuno di noi farà a piacere un suono pensando a qualcosa. Io penserò, che ne so, alla melanzana o al peperone e loro penseranno a quello che vogliono. Lei mi sa tutta la ferramenta che può immaginarsi e via andare. E poi si aprirà il pezzo. Para la sera a Carasoli di la preda bianca s'azzenti di Ruggiaroli e Santo Nicola in ciuppitu di Ruzzi de Santo Nicola in ciuppitu di Ruzzi logo di Dantaresi dai antica di Sastaresi tutti i somigliori vari picciurelli abbraccelli tutti cappuccenti undi fai piccheggia Lucori emergenti e venami tanti animi di terri lontane di rimbrani di razzitai per la presenza serena e l'amparo di Santo Nicola, tanti migliori di te, tutti sotto all'oma tessi zero, ma tanti migliori di te, tutti sotto all'oma tessi zero, logo di Dantaresi, la chiesa antica di Sastaresi e tutti i somigliori vari picciurelli abbraccelli tutti cappuccenti
dire che è sempre molto bello ascoltare Peppe Dettori, questa versione in sassarese con il contributo anche delle altre voci che ci hanno insomma dato ulteriore insomma, come dire, suggestione nel canto. Quindi grazie a Peppe Dettori, ma grazie a Eleonora Dettori, Renessini e Manuel Pagliaro. Grazie infinite a voi. Oh, bene, bene, bene. Allora, noi proseguiamo questo nostro viaggio organizzato qui a Sirico, lo dico a beneficio dei nostri telespettatori di Tele Sardegna, del canale 13, che entrano dentro questa nostra trasmissione televisiva, l'ultima puntata, quindi insomma siamo anche molto felici di chiudere quest'anno con questa occasione che mette insieme un po' tutto quello che è stato un po' il nostro lavoro, cioè andare in giro nei vari luoghi dell'isola a raccontare le specificità, le peculiarità, le caratteristiche e stasera insomma attraverso la musica di questo progetto Raichidas Identidades praticamente le raccogliamo tutte, quindi insomma mette insieme anche l'idea iniziale di questo progetto girovago di Armonias in viaggio. E adesso abbiamo già cominciato, insomma avete visto, a spostarci da una parte all'altra del nostro territorio regionale e adesso sbarchiamo a Upaise. Quindi andiamo nell'isola di San Pietro, andiamo a Carloforte con un esponente molto importante. Io lo voglio avere subito qui in scena, anzi sono in due in realtà, ma la voce sarà quella di Battista Dagnino e il contributo ulteriore musicale di un altro caro amico musicista, Tonino Macis. Quindi li vorremmo avere qui in scena così intanto ti possiamo già applaudire. E poi nel frattempo che ti sistemi chitarra, buzuki, insomma tutti i tuoi strumenti musicali, posso anche dire alcune cose che mi fa piacere segnare di Battista Dagnino, che insomma, ha una lunga storia musicale perché ha cominciato a muoversi nel mondo della musica nella metà degli anni '80, poi insomma il suo trasferimento a Milano, quindi un'area molto importante per quanto riguarda la musica di vari generi musicali naturalmente, ma molto importante credo che sia stata la collaborazione anche tecnica con Mauro Pagani che si porta avanti insomma per tanti anni ancora oggi. L'ultimo concerto che ha tenuto in Sardegna Mauro Pagani, naturalmente fra i musicisti c'erano anche loro, insomma, quindi un legame, un sodalizio musicale molto molto importante. Ma credo che negli anni 90, forse 91-92, hai avuto un ruolo anche di collaborazione importante con Fabrizio De André, credo che anche questo ti abbia segnato, insomma, non poco. Sì, grazie di questa opportunità prima di tutto perché siamo veramente felici e onorati di essere qua. Sì, Fabrizio tramite Mauro mi ha dato l'opportunità di fare l'accordatore per 6 mesi nella tournée teatrale del 92 e di interpretare anche 2 cori, come abusivo naturalmente, però Bellin siccome parlava in genovese quindi ci potevamo confrontare spesso anche sulla partita del Genoa e quindi era felice. Sì. Ma poi c'è stato, insomma, poi le tue pubblicazioni discografiche, Anima Animale mi pare, Anima Animale, uno dei tuoi lavori, sì, insomma. Acque è stato insomma anche nostro ospite nel nostro premio Parodi, insomma abbiamo avuto occasione di ascoltare molto spesso le sue musiche, le sue suggestioni e poi insomma la bellezza della lingua del carlofortino, del tavarchino, quindi questo sarà un ulteriore valore aggiunto nella musica di Battista Dagnino e di Tonino Macis per quanto riguarda la chitarra. Avremo prima buzuki e chitarra, poi 2 chitarre mi pare, questo sarà il programma. Io non oso dire i titoli delle canzoni che sono molto difficili, quindi fallo tu. Allora, la prima è Sotto un muro da luna, sotto il profilo della luna, e praticamente è un brano che nell'ultimo CD autoprodotto, L'anima che batte, è dedicato a Frank, un mio amico compagno di banco che se n'è andato via presto 7 anni fa e abbiamo fatto una vita in musica, anche con lui, comunque con Mauro, lui è stato addirittura quello che montava le batterie al batterista di Vasco Rossi, quindi comunque abbiamo fatto delle cose intense assieme. E il secondo è A Terra du Vin. A Terra du Vin è un pezzo ancora più identitario perché parla di Calavinagra, del posto dove io vado a rifugiarmi a Carloforte, dei miei nonni, dei miei bisnonni. Mio bisnonno ha comprato questa terra che è stata distribuita per 4 famiglie pagandola in annate di vino. E quindi A Terra du Vin, dopo grande Giovanni Belli. E allora con Tonino Macis, Battista Dagnino. Grazie.
che de pria se mai nante me col vento porta via e un bagno d'estate in pastellai palle in sa senza vaità e la nude famiglia uno senza di me e che mua fortuna le bravi amor junto a este lentamente poi incomenzo sotto il muro da luna pensi che mi fece e poi mai niente ne può se una chance de vivere. Un che vira reverso e ti va avanti a andare in quella che dai fissi con mirai per bagnare una ruvata d'estate in queste belle città e non resta un tramonto pinge di pe e che mua futugna che buone amor junto a este lentamente e poi incomenzo sotto il muro da luna pensi che mi fisso che poi vai ni te ne per se una chance de vita e che una fortuna e poi lo du da terra bagno se pisce già i danze sotto il muro da luna pensi che mi fisso pigiane ma anche pigiane che se salvemo tra freddi. Fratello Tonino.
di Nutiusa, ma che è che strade de nuvem, un dos brunil de fada e show, e se va bem. E pa marcia io dico, e liga che c'è, e la domanda sai io, e chi mi ama e chi mangia, e a tragione tutta una festa, ogni fa una grande antabrocca, e attenzione non sbagliare, un bel purtroppo, tante che strana netta proprio bene, pussi ciuccato, integrando la prima da stare. Dove a capita la tu, ma magni e figlio cerca di mangiare, che l'anno passato che te veniva, te secco come la stella, e sta svenata che ti chiede. Una prova figlia, ma ti e come va a travagio, ma anche a mia alegria, oh babbo. Agora se põe mais gente, estreje e crescer, alle tesors entusiasmo e poi gastai, e a grigella le zampe, o veggio cucù, già c'è formaggio, non c'hai pe, e gli occhi tutti gli assenti, ste voci come quando piccini, che te passa tutto un seno, ti sai tutta l'oia, dai tutta un'altra storia, e ti tocchi, poche luci nel candaie, con quattro brave, alla sento nemmeno due canzoni.
sent. Deci era unde mostra no vinho, venha boa fazer sentir vídeo, fazer sentir. Tonino Macis, Battista Dagnino e il tabarchino Carlo Fortino. Grazie mille a voi, grazie infinite. Allora, in questo percorso così interessante sulla musica che, come abbiamo detto, rientra in un progetto più ampio, non solo dedicato a questa parte del centro di aggregazione culturale di Silico, ma ha proseguito durante tutta la giornata anche all'interno dell'aula consiliare, insomma, dove si sono riuniti studiosi, esperti di politiche linguistiche della nostra isola, insomma, per dibattere molti temi, insomma, piuttosto caldi a proposito delle problematiche, insomma, relative alla pratica linguistica della nostra isola. Ne vorrei parlare anche con lui che è l'organizzatore, l'amministrazione comunale di Silico, l'abbiamo detto, con il contributo della Fondazione Maria Carta e dell'Associazione Intrecci Culturali, però mi farebbe piacere avere qui il sindaco di Silico per discutere, insomma, con lui, con Giovanni Porcheddu, per sapere un po' qualcosa in più rispetto a questo appuntamento così importante, una immersione profonda e totale. Tutta la giornata della mattina sono iniziati i lavori e insomma ci hanno portato poi alla fine alla conclusione musicale, però sono emersi molti elementi interessanti in questa giornata. Assolutamente, grazie Ottavio. Intanto ringrazio tutte le persone che oggi sono qua e sono riunite per questa importante giornata sulla valorizzazione della lingua sarda. Ecco, per la nostra amministrazione comunale non era naturalmente non è stato semplice organizzare una giornata come quella che hai appena descritto. Abbiamo avuto però la possibilità di avere dei compagni di viaggio che ci hanno aiutato nell'organizzazione, quindi la Fondazione Maria Carta, appunto, Intrecci Culturali, l'Associazione Intrecci Culturali e i docenti universitari i relatori che si sono susseguiti appunto nelle tematiche diverse e tutto quello che sono le problematiche legate alla valorizzazione appunto della lingua sarda e ai problemi di oggi e perché no è anche al pensiero di ciò che potrà essere la lingua nel futuro. E prendendo spunto appunto da quello che abbiamo voluto fortemente questa giornata per capire appunto dove andrà la lingua sarda, che cosa ne sarà, le motivazioni che sembrano emergere, diciamo così, da ciò che si è sentito stamattina, soprattutto nella parte della conferenza, legata soprattutto al fatto che c'è una diminuzione importante del numero di parlanti. Ecco, questo è quello che è emerso. Quello che vogliamo naturalmente è che si parli intanto più in lingua sarda, ma soprattutto che si parli sempre più di lingua sarda. Non vogliamo perdere questo nostro patrimonio, ecco, e appunto la nostra amministrazione comunale è sempre molto attenta alla valorizzazione di tutto ciò che riguarda l'ambito culturale. Abbiamo promosso tanti eventi durante tutto l'anno, durante questi anni, e abbiamo fortemente voluto, a conclusione di questo 2025, una tematica identitaria così importante. Abbiamo chiesto il contributo importante, lo abbiamo ottenuto, della Regione Sardegna tramite appunto l'assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione, ed è stato possibile appunto far sì che questa giornata, così come la vedete, con i tanti artisti e i docenti che ci hanno parlato di lingua, si potesse svolgere. Ecco Giovanni, io volevo chiederti questo, vista l'importanza di questa giornata, tutti gli elementi che sono emersi e poi l'incontro qui stasera, credo che è anche il successo di pubblico, di partecipazione, di relatori, è veramente un insieme di grande soddisfazione. Immagino sia il primo degli appuntamenti che Silico si impegna a fare in questo settore. Allora Ottavio, guarda, vedo qualcuno che sorride, ma
in realtà quello che è la volontà sia dell'amministrazione ma anche degli altri attori che ho appena citato, ecco, quindi della Fondazione Maria Carta, dell'Associazione Intrecci Culturali, dei docenti che ci hanno sostenuto, ne cito uno tra tutti, il professor Simone Pisano, il contributo che c'è stato dato anche da altre associazioni del paese, cito la Proloco di Siligo, la locale polisportiva di calcio. Ecco, quello che noi vogliamo realmente cercare di promuovere per il 2026 a questo punto, Dio piacendo, è la valorizzazione delle lingue minoritarie di tutta l'Europa, perché questo è quello che realmente si vuole far emergere. Abbiamo la volontà di portare a Siligo tutte le minoranze linguistiche europee in una giornata o più giornate. Dovremo naturalmente discuterne e capire che cosa si potrà fare, ma come dico spesso, quando si parla di cultura non si può prescindere dal parlare e dal nominare Siligo, per tutti i trascorsi che abbiamo avuto e per le persone importanti che hanno caratterizzato la cultura della Sardegna e appunto anche e soprattutto per l'utilizzo della lingua sarda di queste eccellenze. Assolutamente sì, e quindi insomma buon lavoro per il Grazie. futuro, che sarà insomma particolarmente impegnativo, vedete, con questo sguardo ampio ma molto 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 interessante e prezioso per noi sardi e per chi insomma ancora conserva interesse per queste minoranze linguistiche che sono però così preziose per l'umanità. Grazie. Grazie a voi, infinite. buon proseguimento. E adesso, a proposito di minoranze, di lingue non sarde che parlano i sardi, però nella Sardegna, da Carloforte, dall'isola tabarchina, ci spostiamo ad Alghero, un altro luogo particolarmente interessante, un bel fermento culturale, questa lingua catalano-algherese. E l'esponente di questo mondo è un artista che ha cominciato insomma una ventina di anni fa a entrare nel mondo della musica con un'esperienza nazionale anche molto importante, durata diversi anni, ma poi insomma ritorna in Sardegna come cantautrice, come interprete, molto legata proprio alla lingua algherese catalana. Infatti questo suo come dire, percorso nel mondo del folk, della folk music legata all'identità locale è stato molto importante per lei, l'ha portata a incisioni discografiche, a partecipazioni di festival internazionali, insomma una carriera molto molto intensa. Io ho avuto il piacere di incontrarla una quindicina di anni fa perché vincitrice di con il premio della critica, quindi una occasione importante, ma una delle tante soddisfazioni che lei ha ricevuto nel corso della sua carriera. Ma mi piace molto anche quest'altra come dire, relazione con la sua musica, non solo da cantautrice, da interprete, ma Yasmin Brady, che io vorrei avere qua, Yasmin Brady, vorrei averla qua. E mi piace molto questa tua relazione profonda con la musica, anche quella più meditativa, sciamanica, ascoltare le vibrazioni delle sonorità, degli strumenti musicali. Cioè c'è proprio insomma un percorso intenso attualmente nella tua musica, no? Sì, è vero. Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui. Emozionatissima di tornare qui a Siligo, grazie di questo meraviglioso invito, contenta di ritrovarti. Sì, infatti quello che dici è esattamente quello che è stato il mio percorso dall'inizio alla fine, solo che la prima volta che sono salita su un palco a cantare in algherese era esattamente 30 anni fa al Teatro Civico di Alghero con il coro di Antonello Coro d'Anchise di cui facevo parte. Quello che è stato il mio percorso molto, diciamo, colorato, perché io sono diplomata in conservatorio, ho fatto jazz, ho fatto funky e la linea veramente rossa in questo percorso, il fil rouge è davvero la musica folk algherese e negli ultimi anni è subentrato questo bisogno di connettermi agli elementi della natura e alla meditazione, questo sì. La canzone che ho composto e che canterò stasera, oltre a Iglia, che
è la traduzione di Isola che ho scritto a Milano tanti anni fa quando vivevo lì, con un senso di malinconia enorme per la Sardegna. La seconda è Aigua Mara, che vuol dire acqua madre, che è dedicata all'acqua, in particolare all'acqua che scorre nel nostro corpo, che possiamo influenzare con le nostre frequenze e quindi influenzare la nostra salute. Devo dire che noi tra l'altro ascolteremo... Fermami, se no parlo io. No, ma tra l'altro noi ti ascolteremo in una versione un po' particolare, perché in realtà forse è la prima volta che non hai musiche e strumenti dal vivo, perché insomma lei veramente deve, come dire, viverlo direttamente il suono, però si avvale di una base importante, perché ci hai lavorato molto in questi supporti. Sì, una base è semplice, voce e chitarra, invece un'altra c'è la darbuca, ci sono le campane tibetane, ci sono degli strumenti, insomma, dalla Sardegna al sud del mondo. Va bene, quindi allora spero possiate gradire questi nuovi pezzi. Gradiranno sicuramente, anche perché poi aspettiamo con ansia il tuo prossimo lavoro discografico, speriamo Anche nel io. 2026. Yasmin Bravi. Grazie. Esperes un moment, amic l'engany, dius a tu mateix, no arribarà. Però la veu del mar és més forta de tot, aquesta magia no acabarà. Vols cantar i cridar un cabussó, giochi della vita, i entretant rius i banyes amb prudència vas i deixes que sigui el que sigui. Illa mia, illa mia, illa mia, illa mia, illa mia, illa mia. La mar envolta la línia del cor, no saps què fer, només respirar. Saltar en el món, restar a la línia recta de l'horitzon i estimar-te. L'arena a la nit, acollir los peus, no saps què fer, només respirar. Los braços al cel, tancant-hi los ulls al teixo del vent i l'ànima, jugar amb la mia. Un foc ardent que m'abruja un poc i ballarem secant. Illa mia, la trobo fatal, quantes inquietuds al lluny. Un cabussó als teus dies, que avanci salvatges els meus sentiments. Illa mia, illa mia, illa mia, illa mia, illa mia, illa mia, illa mia. Illa mia,
Grazie. Grazie. Anima compagna la gran mare, aigua mare, mare, aigua, Anima compagna la gran mare, aigua mare, mare, aigua, Anima compagna la gran mare, aigua mare, mare, aigua. Anima compagna la gran mare, aigua mare, mare, aigua. Ti convido ad ascoltare la profondità della tua aigua. Ti convido ad ascoltarla. Se mi energizza la profondità del ventre della gran mare, Ma scaga la sete del tuo corso e ascoltala cada globo de agua. Sidi una pragaria, la tua agua recibi de tu. Dona di amor, dona di amor, dona di luto amor. Anima compagna la gran mare, cura la tua aigua e estimala. Anima compagna la gran mare, donali buenas frecuencias, cura la ella tan pura. Te convido ad ascoltare la profondità della tua aigua. Te convido ad ascoltarla. Se mi energizza la profondità del cristallo della gran mare, Rende esta alla purezza della tua agua. Apaga la sete del tuo corso e ascoltala cada gotara de agua. Sidi una pragaria, la tua agua recibi de tu. Donali amor, donali amor, donali luto amor. Grazie. Grazie mille. Grazie infiniti Grazie a te, grazie, che bello Bellissimo ritrovarti. concludere questa serata. Grazie, sono molto felice. Potete prolungare l'applauso per Yasmin, grazie. Che bello ascoltare le tue canzoni. Oh, adesso
insomma, per i miei amici telespettatori di Telesardegna, di Armonia in Viaggio. Devo dire che stasera, insomma, stiamo vivendo delle belle esperienze musicali, ma mi piace in questo momento ricordare il mio collega e amico caro, che è direttore artistico della Fondazione Maria Carta, Giacomo Serreri, che doveva essere qui stasera. Giacomo, Candecchi d'Orras, va bene, quindi perché insomma non è potuto essere con noi, ma insomma speriamo per le prossime cose qui a Siligo e non solo, ti aspettiamo e ti aspettano, quindi grazie insomma per tutto l'impegno che svolge all'interno anche della fondazione, non solo per la musica, per la storia della musica in Sardegna. Adesso invece, a proposito di storie della musica, c'è una storia, una piccola storia locale che però è molto importante, perché si tratta di una esperienza di credo più di 70 anni, perché erano gli anni 50 quando si è formato quel coro a 4 e a 5 parti o a 4-5 voci che è caratterizzato insomma da quelle melodie, armonie, suggestioni davvero molto molto particolari, raffinate, complesse peraltro nella loro costituzione del canto a tagia, che è la variante, la caratterizzazione, è il modo, come dire, di stare insieme nelle armonie della gallura e di tempio in questo caso in particolare. Nasceva quindi negli anni 50 come coro di tempio, poi hanno deciso di dedicare ad un illustrissimo cittadino tempiese, ma illustre non soltanto per la città di Tempio, credo per tutto il, come dire, la storia della musica stessa, anche perché lui è stato non solo un musicista, autore, compositore anche di opere liriche importanti come la Iura, ma soprattutto fondatore di quella istituzione così importante che è la discoteca di Stato, quindi grazie ai suoi lavori, ai suoi studi, alle sue ricerche, diciamo una sorta di etnomusicologo, quando ancora la facoltà di etnomusicologia non esisteva nell'insegnamento universitario, quindi insomma è stato molto importante come riferimento culturale per tutti coloro che sono appassionati di questi temi. E allora ecco che il canto a tagia con il coro Gabriel di Tempio viene qua in una versione particolare peraltro, quindi... E allora con il coro Gavino Gabriel di Tempio entriamo immediatamente insomma nella dinamica del canto, di questa formazione, come abbiamo detto, così complessa, le polifonie arcaiche di questo tipo di canto, ma anche nell'espressione linguistica della gallura di altissimo profilo, perché loro hanno scelto di cantare nella versione, nella struttura musicale del canto a tagia, intanto l'utempo, che è uno dei componimenti poetici straordinari di quel genio e sensibile poeta, sacerdote, Don Gavino Pes, Don Vaignu, che ha scritto anche forse per me i canti d'amore e di passione più belli in assoluto, e siamo nella metà del 1700 e loro insomma hanno portato avanti anche la ricerca e come dire la valorizzazione attraverso le loro melodie e armonie dei componimenti poetici di Don Vaignu. E oltre all'Utempu ci sarà anche un altro canto che è l'Utradimento, mi pare, e quindi sarà bello insomma entrare in questa straordinaria suggestione delle voci, e tra l'altro con una composizione un po' particolare, perché devo dire che in questo mondo c'è non solo professionalità, capacità di gestire ciascuno la propria voce, di condividerla con gli altri, ma c'è anche molta amicizia. E allora stasera nella formazione, che è la Voci di Marco Montoni, che io voglio salutare e applaudire, poi la Contra di Franco Montoni, Grossu Gianmario Pedroni e Trippi, in questo caso Luigino Cossu, che fa tante cose nella musica e ogni tanto anche componente del coro Gavino Gabriel. Allora, insomma, che cosa cantano l'abbiamo detto, che in gallurese lo sappiamo, non ci rimane che prepararci a queste belle emozioni che sapranno regalarci. La notte palvine la di s'imbruna, quando lo sole mori in occidenti. A luci poi torna tutta in una,
quando rinasce allegro in orienti. A luci poi torna tutta in una, quando rinasce allegro in orienti. È un uomo cadente in chi du stato, no deturra da un di caduto. È un uomo cadente in chi du stato, no deturra da un di caduto. Palchi nottori di tempo passato, palchi nottori di tempo No sospira palme, anima ingrata, panchi no è più toiu, lume coria, lasciami in pace. Oh, anima crudele, cinque sino più bella, forse più fedele.
ma chi te qua dia immagina chi mi dia inganna che mi dia tanto è un modo da fare come Cristo è a ca non mi causi di aspanto e lume tu ci incanto tu tenia ti palmanto e credi che valentia din 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 la. Cammina via di chi mi dia tradire che ha tanto media cieca e fora di sé da tu mai così l'ultima di spirita fino a chi sola media d'ogna vez e ancora la vita chissà più favorita che da me disunita e con alto si dia Cammina via di chi mi dia tradire che ha tanto Che bellezza. Franco, il vostro è un impegno doppio, cioè quello di mantenere acceso il fuoco verso pratiche musicali di tradizioni orali così complesse come questa e nello stesso tempo un impegno verso la lingua gallurese e tutte le opere che contribuiscono insomma alla ricchezza di questa lingua presente nella nostra terra. Sì, noi lavoriamo tanto in questo, tant'è vero che utilizziamo testi sia di autori passati, già che non ci sono più, tipo Don Gavino, tipo tutti gli altri rimatori che sono nati, però anche quello di poeti contemporanei. E tu sai, perché l'hai sentito altre volte, che noi eseguiamo dei brani che sono legati a momenti particolari della nostra città, tipo il fuoco del 1983, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca musicale sulla poesia di Gianfranco Garruccio, poeta vivente eccetera, e Luento. E abbiamo lavorato anche su una poesia di Paola Petitta per la scomparsa della figlia Monica. E niente, quindi anche ci rifacciamo molto anche alle poesie e alla poetica attuale, contemporanea. Mi pare sia già sufficiente questo. Un'altra cosa importante è che spesso in alcune parti dei vostri canti c'è l'ausilio di uno strumento che si riporta un po' al Rinascimento, il liuto, utilizzato anche nella cultura popolare come la cetara, quindi salutiamo anche Nico che insomma oggi non fa parte del gruppo, ma insomma perché siete spesso impegnati anche in altre cose, però ci tenevano molto ad essere presenti e noi vi ringraziamo per questo, perché anche noi ci tenevamo molto ad ascoltare. Il coro Gavino Gabriel di Tempio. Allora pian piano insomma stiamo andando ad arrotolare le ultime
nostre occasioni per stare insieme in questa nostra puntata, questo speciale che conclude tutto un ciclo di Armonias in Viaggio, e in questo, come dire, continente Sardegna, possiamo, con tutte le sue lingue e ricchezze. Stasera abbiamo visto e abbiamo ascoltato la musica d'autore, di rielaborazione, la musica estremamente tradizionale, il canto di tradizione orale, le launeddas, il canto a quattro della Gallura, e adesso entriamo in un'altra grande ricchezza che ci porta in Barbagia con il canto a tenore, sempre le quattro voci, questa volta le tre dell'accordo profondamente gutturali, quindi una caratterizzazione ulteriore delle forme di canto a quattro parti. E per questa occasione la fondazione, che si è occupata con l'amministrazione, insomma, di curare anche i dettagli di questo appuntamento, ha scelto di invitare una formazione che ha una radice profonda con la tradizione del canto a quattro, del canto a tenore, ed è Oriena, Uliana e il tenore Populusardu. Quindi vorrei averli qui con me in scena. Accomodatevi così prepariamo meglio anche i microfoni. Chiedo a Vanni di darci una mano qui sul palco. Io vorrei anche parlare con Antonio Puzzu, perché non soltanto è un esponente molto importante di questo patrimonio, di questa ricchezza del canto a tenore, è anche colui che, come dire, si impegna a coinvolgere le nuove generazioni, a portarle dentro questo mondo, a mantenere vivo l'interesse, ma è proprio un militante, un attivista, è un operatore culturale che è, insomma, molto impegnato soprattutto in tematiche come quella di oggi, che è il patrimonio musicale, come quello che stiamo ascoltando, ma è anche tutta la ricchezza e la problematica al contempo della lingua sarda. Oggi è un convegno dell'Lingua Sarda, toccava delegare in sardo. Aumentano la di così dico, ma è estionà, vero, non sta un narrere e poi non la estionare. Bisogna della estionare, a cominciare da occasione sommenta usta. I suoi si sono un po', posso dare una pausa kescia, però sono un po' spantaus. Però potete andare in moi come questa cosa a pizzo salimba e a pizzo e su canta a tenore. E ho visto che in moi sono a festendi 20 anni e tutto di questa moda riconnotta dell'UNESCO e tutto come a ricchezza man dei umanitari, come te canta a quattro, come te canta a tenore. E te succede in questo 20 anni? È servito anche qualcosa, questa cosa che si hanno riconosciuto in suo mondo, che si canta a tenore, si hanno aiutato, come è questa cosa? La verità è che abbiamo ispantato a noi. Non pesce i bappada ad un anno in Sardegna e ad un anno in Italia o in altro stretto del Mediterraneo, non un torronzu, un usi de Antonzu o mente l'utene su antatenore. E sta bene che l'UNESCO ad aiutato meda e dunque binda sempre di più. Per quanto riguarda il tenore, può donarsi da ingui a parizos annos a timmere i minimi così che moglia di adesso è veramente impossibile. Ma veramente probabilmente su atto si abbina sono un mezzo identitario e battende a collire e a mantenere sempre di più. Ma tenere bene una cosa, a differenza di altre forme musicali etnicas e plus etnicas, su antatenore è una cosa prettamente modale e tenere in Sardegna tenere un areale ben definito. Lo sono andando vina dove non tenere esa moda. Ontammo vina su antatenore probabilmente l'unico antusardo è santau in America, bene o male sia antau, in Giappone, bene o male sia antau, in Belgio, in altre nazioni, gente che non tiene manco prendinzoso d'esame in Sardegna. E quindi a stati mandati tutti di ponarre sia Salimba, il nostro erbene mantesa, che la estionana in sua famiglia, ma su antatenore in particolare veramente tenere una diffusione vina sube, tra virgolette, non lo diano di pesantare, è davvero vivo. E questa è una cosa buona, mi pare. E questa è una cosa buona. In casa si lassao con questo canto a tenore, che hanno avuto canzoni, ma avuto in struttura, si ha avuto in moda, si ha di canto, e si può fare. Non è che tiene un po' di tempo su noi, e io due canzoni per ognuno, però si può cantare in questi 8-10 minuti. Dunque, Armagradia, visto che siamo sul tema della lingua sarda, andare a croba, a mantenere in italiano, caricare che la ponzo, per eccellenza, de su antusardu y este su soneto de Ciurimundo Piras.
Su sonette di Ciurimundo Piras, non è intitolato a Salim Basarda, e è veramente un inno a Salim Basarda, però tiene già un titolo, e secondo me è veramente importante da interpretare, e è intitolato Non sias sciau, non essere schiavo. O sardo, si sardo, si serbono, sempre Salim Batua, appas presente. Non sias che sciau, come uno schiavo ubbidiente, parlando la lingua del padrone del suo colone. Ammentammono su, insomma non che gli ha politica indipendentista, però ammentammono su. La parte finale, è un po' chiaramente io la descritta su 1977, e vi dia già un certo pericolo per Salim Basarda, però un motivo molto importante. Agai no lina legande sardomos e sar familias. Dunque si suonava Salimba e babbos e degli aios nostros. Non la usades più nemmanco in domo. Cali uno nava da nosà ed este Salimba e sos affettos. Salimba e sos affettos a bella bello si che moridi a este Salimba e sos affettos si veni da legare essa famiglia. Ma se già essa famiglia e essa domo non veni da legare, si che mori bina s'affetto. E tanto poi a parte finale, quindi subite già nada, intanto tocca della estionare Sadommo, e poi nada, a parte finale nada, già si scola, non che la giughides, come tanare che vuole giutta vinas a si sola, però la diffundes menzus da e como, zezis disardizzande a fizzor frostos. E tratta questa lega messo in italiano, ma è una lega importante, è una lega orte, lo sei disardizzande, cioè che le sei acciande zanima sarda. E questa cosa è importantissimo. Agai è Salimba, è l'anima di un popolo, è la libertà, la vita è l'anima di una nazione. Infatti, è suonata la nazione che perde su dono de Salimba e spari lentamente. Dunque, la dobbiamo questionare. Hai mosso sconvegno sul dibattito, ma estionammola, è importante, perché la giudiamo in una sola, ma vuole estionare. Un tenore popolo sardo, de Uliana. O sardo, si sardo e si serbono, sempre Salim Batua pas presente. O sardo, si sardo e si serbono, sempre Salim Batua pas presente. Non sias queixao obbediente, fai dende Salimba e su padrono. La nazione che perde su dono de Salimba e spari lentamente de Salimba e spari lentamente. Massimo si che le si dà in mente, e si scrittura e s'arregliono, e si scrittura e s'arregliono, e si scrittura e s'arregliono. Salimba de babos e deia son nostro. Salimba e babos e deia son nostros, non vi l'usades prus, non è manco in domo, non
babbos e degli aglio nostro, non vi lo usate sprunne manco in domo, che povera e ruzza la credite. Sia si scola non vi la giuchite, pro la diffondere menzurda e como, se zirde sardizzande a fizzor frosto. Grazie. Usta. Mentre poi si ponendo innanzi, mi pare doveroso della andare a questo è veramente un inno a Salimbasarda. Ommo, magari sul tempo si hanno un pezzo da strinto, andiamo una croba in sardo, un ugoresu, ulianesu però. Adesso quando estionamos un pezzetto di polemica e sopra di subato, ma sa mamma è di Steddu e su babbo è di Sassari, però io sono nato in Uliana. Su babbo l'ha legato in Sassaresu, sa mamma l'ha legato in Castedaglio e io sono imparato su Ulianesu. E non succede nulla e si comprende. Dunque, la bellezza di Salimbasarda è una diversità. In mezzo a cosas, questa lega diversità non che la sono ingurtire, o mentre sia una cosa leggia, invece è una ricchezza, o mentre sono bello sosolore di sapere, o mentre sono bello sosolore di musica di tutto il mondo, e in particolare della terra nostra, è un continente, non è una regione, vista proprio la ricchezza linguistica, culturale e musicale che teniamo e si la disizzano. A su teniamo noi in Sardegna, probabilmente non vi lo teniamo in tutto sul Mediterraneo, e non penso di esagerare manco un medanandelo. Dunque, a Bos Anto, a Passo Torrao, in Savisterridas, una croba scritta da un poeta ulianesu e si intitola Zocrumalu. Zocrumalu pulita, che sono andato a macellare una barbè e ne è già capitato di cada olore. Ecco penso, se dai ontu, mancari siamo allegando in ulianesu, e sta strinto, Uliana è parte vina della regione del suo colpo di glutide, quindi non trattiamo a C, non trattiamo a Z, non trattiamo a F, non ingurtimmo due o tre consonanti non che la ingurtimmo. Però poi vedo e hanno comprendimmo che è tutto. Grazie. I suoi ci sono paura. I socrumalu credan tutto canto, si compare lo soglia andammi in binza. I socrumalu credan tutto canto, si compare lo suglia andammi in binza. Abiteni a peor de la inza, sa diede su pespere so santo. Immos in cerca d'endu e deruna, debbo cire satale, e decirimmo, debbo cire satale, e decirimmo. Andammo tutto pari, la tenimmo, e la io imma sarbore sapruna, e la io imma sarbore sapruna, e la io imma sarbore sapruna. Pe a
dos presoglios los aggiunge e scappa sau cruto tu medi. In una tu derughe l'altro pedi, si tira dere soglia e tanto punghe. Arrivo e sia Susan bene fin me da, ma arrivo sia Susan bene fin me da, non che podia desistergli stare, non che podia desistergli stare. E de con mi sopposto a morire, e de con mi sopposto a morire, mi sattimo se stata preda, mi sattimo se stata una preme, un parello sull'io m'abbriga. E un parello sull'io m'abbriga, un parello sull'io m'abbriga, ma morire de più. Le tu mamori are de pio de re, ma sora ego puri pinkie. Asora ego puri pinquieto, ma sora ego puri pinquieto, ma branco tutto è che la ma branco tutto è che la pimbola, andando diretto qui a dell'ison. Tando diretto pia dell'isola, tando diretto pia dell'isola, prima la mintica, ganzo, prima la mintica a uno gatto, torandino la vaduno a. Totorandimbo la vaduno anzu, totorandimbo la vaduno anzu, ma non se ama troppo. Soglia non se ama troppo usare me su bene de ser mazzado. E su bene de ser mazzadura, me su bene de ser mazzadura, bisubrica su dedo, telón bisubrica su dedo orbitento, torandimbo la va. E su bene de ser mazzadura, vi subrica su dedo orbitello. Tirava tota ancho sor burdellos, e into tu bello e a bruttura. Grazie. Regalo. Prima andare regalo. Antonio e grazie a tu tenore Populus Ardo de Uliana, grazie a Manna. Adesso siamo arrivati un po' in conclusione di questo appuntamento con un amico caro che invitiamo sul palco. L'abbiamo lasciato in conclusione per una ragione anche di relazione con questo luogo, perché l'artista che chiude questo appuntamento, diciamo che naviga insomma nel mondo della musica da 35 anni, nella sua Sassari e non solo, e non soltanto come interprete, ma proprio queste molte anime, devo dire, diverse sfaccettature nell'interpretare come dire, la sua relazione
relazione con l'arte. Intanto come interprete di canzoni, insomma di cantautori importanti degli ultimi anni, ma anche come autore di alcuni canti in lingua sarda, esperienze cinematografiche come attore, ma anche partecipazioni e ospitate in programmi nazionali. Insomma, tante cose lo hanno caratterizzato in questi 35 anni di attività. E dalla sua Sassari però poi ha scelto di vivere qui a Silico, e quindi insomma siamo molto felici di avere questo concittadino artista che è Enzo Mugoni. Vieni qua, Enzo. E qui ti vogliono molto bene, devo dire. Sì. Innanzitutto buonasera a tutti, onore e piacere stare qua stasera. Grazie alla Fondazione Maria Carta, grazie all'amministrazione comunale, il sindaco e tutti i componenti, tutti coloro, insomma, tutti i silighesi. Colgo l'occasione anche di salutare tutta la Sardegna in questo caso. Sono molto emozionato, innanzitutto perché insomma, a me mi piace sperimentare da molti anni a questa parte, poi insomma togliere fuori me stesso, lavorare su me stesso, cercare sempre di fare delle cose diverse, con le due anime che citavi poc'anzi. Dopodiché insomma mi piace anche fare spettacolo in mezzo alla gente. Io mi metto sempre a servizio della gente, perché la gente deve essere sempre felice a fine spettacolo, no? E quando uno va via deve dire oggi sono andato a vedere Enzo Mugoni, e questo mi rende orgoglioso e, insomma, mi dà la forza sempre per andare avanti in questo percorso artistico. Ecco, però in tutta questa tua dedizione verso la parte dello spettacolo sul palcoscenico, però dedichi anche molto tempo a questa tua anima molto poetica, molto introspettiva, molto attenta, e che ogni tanto insomma proponi anche nelle tue canzoni, nei tuoi spettacoli. Diciamo che questo spazio di grande profondità lo hai sempre conservato, e anzi ultimamente stai mettendo su nei tuoi canti anche questa tua parte, insomma, di ricerca. Perché io parto dal presupposto che prima bisogna essere uomini, no? E poi artisti, insomma, e mai far trasparire, bisogna avere sempre la spontaneità, perché la gente non è stupida, capisce subito, no? Il pubblico percepisce quando uno insomma sul palco è uguale come nella vita, certo un po' più accentuato, però insomma cerca sempre di portare anche la sua umanità, e quindi questo per me è importante. Senti, è stata importante anche qualche tua collaborazione con artisti nazionali. Adesso per esempio ne avremo un esempio, perché tu hai coinvolto Don Bacchi, che insomma è stato un cantante storico tutti gli anni 60, però lo hai coinvolto, avete collaborato, cioè lui nel tuo disco, tu nel suo, insomma c'è stato questo scambio. In Istellas com'è nata questa collaborazione? Ma in Stellas io stavo incidendo un disco dal titolo Sciardana, no? Con varie, insomma, con varie canzoni, insomma, di vari generi, e a un certo punto c'era l'esigenza e la voglia di chiamare un nome nazionale, e allora al che mi è venuto subito in mente Don Bacchi, perché si è instaurato questo rapporto di amicizia da un po' di tempo a questa parte, e insomma lui ha ascoltato la canzone e a un certo punto ha detto sì subito, e poi mi ha detto però in questo disco dovresti mettere anche una mia canzone. Allora io ho inciso la ballata Preumbalente, tratto dal film Barbagia che aveva fatto con Terence Hill, e ho cantato e ho fatto riarrangiare questa canzone, insomma. E poi negli anni ho collaborato con tanti artisti come Benito Urgu, come Max Giusti, come Fiorello, insomma, sempre cercando di rispettare la gerarchia artistica, ma soprattutto l'uomo che è davanti, no? E cercare di portare avanti qualcosa di bello. Bene, noi ascolteremo anche Sole Lughe, che è un'altra importante composizione, e quindi io ti lascio insomma al tuo pubblico di Silico e al pubblico di Tele Sardegna. Grazie. Sentirete anche la voce di Don Bacchi, ok? Istellas. Questa notte in sughelo pare riende, sasi stella sbrillente di lughe diamante,
chi mi illumina na su camino essa vida, i stella si stue. Sa più bella e lucente, i stella de amore. Un applauso al Don. Che una oche profonda si sa camino, in sa notte piena e pensamentos de oro, lamentos in coro. Y stella Abbaido in su che lu pensente a su papu desanima mia. I stellas en su coro esa mente se sempre presente, o su babu meu. questa notte in su che lu ti soidende. In su coro esa mente Deo ti so pensende, Chi mi illumina na su camino e sa vida, i stella se stue. I stellas abbailo in su che lo pensende a su babu desanima mia. I stellas in su mente se sempre presente su babu meu. I stellas in su mente se sempre presente su babu meu. Grazie di cuore. Grazie. Bene, ci tengo a dire, io sono nato a Sassari, ma sono anche di origine di Bultei. Mio nonno è nato a Benetutti, mia nonna è di Ozieri, quindi ho sempre vissuto e mi ricordo anche aneddoti, ad esempio quando ci si metteva davanti al camino e si recitava il rosario, no? Queste cose qua. Insomma, fin da piccolo poi ho sentito mio nonno che recitava sempre le poesie sai, in sardo, e poi inventava tante poesie in sardo. E in questo, insomma, in questo percorso artistico ho voluto fare anche, insomma, delle canzoni anche un po' più movimentate, in questo caso Sole e Lughe, e ho bisogno del vostro supporto con le manine. Vediamo un po' se siamo sincronizzati stasera. Mani su. Come parte alla gran cassa, tutti insieme con le mani, le battiamo, Vai ragazzi. Su, scendo. Lughe en su mundo ameno, varios usos colores, y stranos alimentos y restos lamentos. Al desquida el levante, tramonto apponente, a mezzodie lugente e sabbiata. Lughe in terra, lughe in mare, lughe in cielo, lughe in vida, lughe in noi, lughe in voi, lughe in Deo, sole tu.
E salutiamo dunque Enzo Mugoni, grazie Enzo. Grazie di cuore. Grazie infinite a te. E siamo arrivati pian piano, insomma, avete visto questa nutritissima serata, ricchissima serata, siamo arrivati un po' alla conclusione di questo nostro appuntamento. Io devo ringraziare molto intanto l'amministrazione comunale di Siligo, grazie infinita all'amministrazione comunale tutta, al sindaco Giovanni Porcheddu, grazie infinite alla Fondazione Maria Carta per tutto, non soltanto per stasera, ma proprio per tutto l'impegno, per tutto il lavoro, per tutte le tematiche che voi affrontate durante l'anno e per questo appuntamento. Devo ringraziare quindi Leonardo Marras e tutta la fondazione, stasera c'è al completo, e salutiamo anche Giacomo come abbiamo fatto già in serata. Grazie anche all'associazione Intrecci Culturale, quindi Paolo Bellotti e tutti i componenti di questa associazione. Devo dire grazie davvero, perché per noi come produzione di Armonias in Viaggio questo appuntamento era davvero immancabile, perché ha racchiuso tutte le anime, tutte le ricchezze, tutte le peculiarità dal punto di vista musicale, con le musiche di tradizione orale, con le musiche di rielaborazione, con le musiche d'autore. Insomma, è stato molto molto importante per noi questo appuntamento, per cui voglio ringraziare intanto l'emittente Tele Sardegna, voglio ringraziare tutti gli staff della audio, luci, video di stasera e di tutte le trasmissioni che abbiamo girato in Sardegna e non solo, perché abbiamo avuto occasione di andare anche in altri luoghi della nostra penisola. Voglio ringraziare per chiudere tutti coloro che hanno lavorato in Armonias in Viaggio, in particolare Tore Cubeddu, Anthony Muroni, insomma tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, e speriamo insomma di ritrovarci ancora su Tele Sardegna con altri appuntamenti che raccontano insomma storie come quelle che abbiamo vissuto stasera. Siamo entrati dentro un progetto importante come quello di Raiginas de Identidade di Siligo, ma siamo entrati in tanti progetti in Sardegna che ci hanno arricchito, ci hanno dato la possibilità insomma di condividere queste nostre peculiarità, questa ricchezza della musica, queste varianti, insomma tutto quello che la Sardegna dal punto di vista culturale e musicale ci offre. Quindi speriamo di incontrarci ancora con voi in televisione su Tele Sardegna e con tutti voi qui a Siligo per altre belle cose. Grazie a tutti.